Mancano medici e infermieri, personale costretto a turni massacranti al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, 100 le ore da coprire. 13 anni e 6 mesi di reclusione la pena inflitta dal Tribunale di Catanzaro all'ex parroco di Belcastro, avrebbe abusato di 15 minori nell'oratorio. Secondo weekend estate sulla 2 Mediterraneo, diversi cantieri e deviazioni del traffico. Brutta sconfitta del Cosenza alla Spezia, 5-1 il risultato, si complica la corsa salvezza, il Crotone sbanca Cittadella e si avvicina alla Serie A. Chiude oggi a Lorica il set di Weekend, il film girato tra i monti della Sila, si tratta delle prime riprese dopo il lockdown. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la sanità in primo piano, mancano medici, infermieri, operatori sociosanitari, il pronto soccorso di Cosenza è in agonia, il personale costretto a turni massacranti, non è garantito, si denuncia il diritto alla salute. Sentiamo. In servizio metà dei medici che sarebbero necessari al pronto soccorso di Cosenza, 50% in meno dei sanitari che lavorano in quella che è la divisione d'emergenza dell'ospedale Hub più grande della Calabria. Nelle corsie la tensione è palpabile, gli operatori sanitari costretti a turni massacranti, camici bianchi, infermieri, ma anche operatori sociosanitari che saltano regolarmente il giorno di riposo. Nel planner che organizza il lavoro i buchi da coprire sono molti e bisogna fare i salti mortali, 100 le ore scoperte nei turni settimanali. La soluzione non può che essere raddoppiare il lavoro, si arriva anche a più di 12 ore di presenza, una situazione insostenibile, più volte pare fatta presente alla direzione aziendale, ma le risposte non sono arrivate, il tanto auspicato incremento di personale non c'è stato, le conseguenze sono quelle che gli utenti conoscono, ossia lunghe attese per le visite, parenti costretti a spingere spaesati le sedie a rotelle all'interno dei vari reparti. Nel post-Covid per il pronto soccorso nulla è cambiato, si è al collasso. A correre rischi sono sia i sanitari in prima linea che gli ammalati, per i quali è a rischio il diritto alla salute. Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha chiesto la condanna all'ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, considerato dalla DDA un esponente della cosca Piromalli di Gioia Tauro, imputati nel processo 'ndrangheta stragista. Arriva ad un punto cruciale il processo 'ndrangheta stragista in corso a Reggio Calabria, con le richieste di condanna formulate dal capo della procura della città dello Stretto Giovanni Bombardieri. Dopo una lunga requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, si conferma il convincimento, anzi la certezza delle responsabilità degli imputati. Il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano e quello della 'ndrangheta Rocco Santo Filippone, originario di Medicucco. I due capi bastone per i quali Bombardieri ha chiesto l'ergastolo avevano suggellato un patto scellerato che avrebbe alimentato la stagione terroristica voluta negli anni 90 dalla mafia siciliana e sostenuta da quella calabrese. Stagione di tensione estrema e di attentati all'arma dei carabinieri, il più eclatante quello che vide morire a Scilla i carabinieri Fava e Garofalo. Nella requisitoria l'aggiunto Lombardo ha dichiarato che le prove raccolte sono sovrabbondanti. Nella richiesta di condanna il capo procuratore Bombardieri ha sottolineato che lo Stato ha il dovere della verità perché le stragi di mafia non possono essere mai passato. Quelle stragi di cui anche Graviano e Filippone sono autori essendo stati mandanti nel 93 e 94, secondo l'accusa in provincia di Reggio Calabria, di attentati contro i militari dell'Arma. Oltre al martirio di Fava e Garofalo, ricordiamo che ci furono altri agguati nei quali rimasero feriti 4 carabinieri. Abusi sui minori, condannato dal Tribunale di Catanzaro a 13 anni e 6 mesi di reclusione l'ex parroco di Belcastro, centro del Catanzarese, nel 2010, quando seppe dell'indagine, il sacerdote lasciò la Calabria. 13 anni e 6 mesi di reclusione, questa è la condanna inflitta dal Tribunale di Catanzaro all'ex parroco di Belcastro, centro del Catanzarese, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di minori. Don Roberto Mastro, questo è il nome del sacerdote, secondo le accuse dal 2007 al 2010 avrebbe abusato di 15 ragazzini. All'epoca dei fatti le vittime avevano tutte meno di 14 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti nell'oratorio della parrocchia. Il sacerdote, che è stato assolto da altri capi d'accusa mentre
mentre per alcuni è intervenuta la prescrizione, è stato inoltre condannato all'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché interdetto in via perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio, servizi in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. I giudici lo hanno anche condannato al risarcimento del danno alle parti civili e al pagamento delle spese. L'inchiesta fu avviata nel 2010 dopo la denuncia di alcuni genitori e si basa sulle dichiarazioni di molti testimoni nonché sui racconti dei minorenni vittime degli abusi. Non appena si seppe dell'indagine, il sacerdote lasciò la Calabria. Nuovi particolari emergono dall'inchiesta Pedigree condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria, il ruolo dell'agente di polizia penitenziaria che ha procurato il telefono al boss detenuto. Sentiamo. Maurizio Cortese, il capo della Cosca Serraino, arrestato nell'ambito dell'operazione Pedigree scattata qualche giorno fa a Reggio Calabria con altre 11 persone, tra queste la moglie posta ai domiciliari e il suocero, aveva il potere che solo ai capi veri viene riconosciuto. Come già riferito in precedenti servizi, l'uomo aveva la possibilità, anche quando era in carcere, di impartire ordini. Non utilizzava pizzini da consegnare ai suoi interlocutori. Per far passare le sue indicazioni aveva come messaggera la moglie, che periodicamente lo andava a trovare, ma per essere costantemente in azione al boss era stato anche consegnato un telefono cellulare con scheda SIM. Un poliziotto penitenziario corrotto glielo consegnò, o comunque glielo fece avere, dopo averlo acquistato e dopo aver ottenuto una regalia di 500 euro. Il cellulare era piccolissimo di dimensioni. Sebbene la moglie non fosse d'accordo, se a internet gli disse in un dialogo "ti scoprono", Cortese parlava giornalmente al telefono con la consorte e con i suoi uomini che agivano all'esterno. L'identità del poliziotto penitenziario corrotto non è nota, si sa però che Cortese era detenuto a Torino e da lì chiamava con le critiche del suocero. Sono pazzi, dice in una intercettazione, e le perplessità già evidenziate in questo servizio della moglie. Tutto però ad un certo punto è stato scoperto e registrato dagli investigatori. E adesso una nostra inchiesta sull'autostrada 2 del Mediterraneo. In questo secondo weekend d'estate, durante la nostra ricognizione abbiamo trovato dei cantieri lungo il percorso, ma il traffico è risultato scorrevole e non abbiamo segnalato delle criticità. Vediamo. Sono le 11:30 e stiamo partendo dall'aeroporto di Lamezia, facciamo il percorso fino a Cosenza, vediamo quanto tempo impieghiamo. Il nostro viaggio lungo la 2 del Mediterraneo fra Lamezia Terme e Cosenza inizia senza intoppi, nonostante il weekend. Il traffico è scorrevole, sempre rispettando i limiti di velocità. Pochi vacanzieri che incontriamo lungo la strada, per lo più pendolari e automobilisti di passaggio. La prima deviazione la incrociamo nei pressi dello svincolo di San Mango d'Aquino, qualche chilometro, e poi siamo costretti al cambio di carreggiata con il doppio senso di circolazione. Proseguiamo in direzione nord e poco prima della galleria Tribito abbandoniamo il doppio senso e rientriamo nella nostra carreggiata. Arrivati all'altezza del viadotto Stupino, ecco la seconda deviazione, più lunga rispetto alla precedente, con blocchi di cemento che delimitano le due corsie per via di lavori di rifacimento del manto stradale. Operai al lavoro sotto il sole cocente, qualche tir lungo il percorso rallenta l'andatura di marcia e in alcuni tratti si va quasi a passo d'uomo, così fino ad 1 chilometro dall'area di servizio di Roiano Est. Poi, subito dopo lo svincolo di Roiano, un'altra deviazione, questa volta per lavori di decespugliatura e pulitura delle aree che delimitano la carreggiata, ma anche di rifacimento del manto stradale e della conseguente ridetermina della segnaletica orizzontale, fino a pochi chilometri dallo svincolo di Cosenza Sud. Poi finalmente giungiamo a destinazione. Abbiamo impiegato 45 minuti esatti per arrivare allo svincolo di Cosenza Nord. Sono le 12:15 e noi siamo arrivati proprio pochi secondi fa. Pagina dedicata al Covid-19 con il bollettino. Oggi 2 casi in Calabria sono riscontrati nel Regino. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 102.441 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.188, più 2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 101.253.
Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 183 guariti, 33 deceduti; a Cosenza 1 isolamento domiciliare, 434 guariti, 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 19 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.923. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Dopo il lungo periodo di lockdown, da oggi riaprono al pubblico il Museo Archeologico di Crotone e il Parco di Capocolonna, 2 siti importanti per il rilancio del settore culturale e turistico. Queste preziose testimonianze del passato custodite nel Museo Archeologico di Crotone sono nuovamente fruibili per i visitatori. Da oggi infatti, dopo il periodo di lockdown imposto dal Covid, riaprono al pubblico il museo e il Parco Archeologico di Capocolonna, anche se con ingressi contingentati. Al Parco di Capocolonna potranno accedere massimo 10 persone per volta, mentre 4 sono i visitatori che a turno potranno ammirare i tesori custoditi nel museo. Abbiamo applicato strettamente quelle che sono le linee guida ministeriali in merito alle necessità del Covid, dettate dal Covid, per cui secondo principi di sperimentazione, gradualità e sostenibilità. La riapertura delle 2 strutture riveste una grande importanza per il rilancio del settore culturale e turistico. In questa prima fase gli accessi al museo e al parco saranno gratuiti. È un work in progress questa nostra realtà, noi stiamo continuando a operare, abbiamo cercato di farlo attraverso i social, siamo stati da questo lockdown, da questa situazione dettata dalla pandemia, spinti proprio a ragionare a come ripensare le nostre attività, il museo, il senso stesso del museo. Quindi è stato un periodo molto fervido. Noi invitiamo i nostri visitatori a venirci a vedere e con progressività riusciremo poi ad aprire totalmente e in sicurezza. A Roseto Capospulico la festa della bandiera blu, riconoscimento assegnato per il 4º anno consecutivo, una suggestiva cerimonia che ha aperto ufficialmente l'estate 2020 di Roseto. Roseto Capospulico ha celebrato il conferimento della bandiera blu per il 4º anno consecutivo. L'ambito riconoscimento è arrivato dal mare su una barca del Circolo Velico di Roseto, accolto da una bella e suggestiva cerimonia nella centralissima Piazza Azzurra. Quest'anno iniziamo con questa cerimonia perché riteniamo che sia l'emblema con il quale ci presentiamo e presentiamo Roseto Capospulico, i suoi operatori, ai nostri ospiti, ai tanti che ancora non ci conoscono, con un marchio d'eccellenza, un riconoscimento prestigioso che è internazionale, che qualifica tutte le località rivierasche che hanno scelto l'ecosostenibilità, che hanno scelto l'ambiente, che hanno scelto la cura degli ospiti, delle persone, soprattutto le persone con diverse abilità, quindi tanti servizi, tra cui appunto il circolo velico, estate sicura, mare senza barriere, le tante opportunità per i nostri ospiti di conoscere il territorio, quindi un mix tra mare e borgo che è da sempre il fascino di Roseto Capospulico. La festa della bandiera blu ha aperto ufficialmente l'estate 2020 di Roseto Capospulico, che sta già accogliendo turisti, visitatori e cittadini temporanei con il calore e l'efficienza di sempre, ma sicuramente con maggiore consapevolezza e impegno per far sì che tutti possano godere in sicurezza e serenità delle tante suggestioni che Roseto offre. Siamo consapevoli che questa è una fase delicatissima perché tutti noi circoliamo di più, al di là del fatto che arrivano tanti ospiti, alta sempre la guardia, autodeterminazione però, quindi distanziamento fisico, non sociale, opportunità di viversi Roseto
in una dimensione diversa, più slow, più tranquilla. Non sarà un'estate all'insegna della Movida, dobbiamo dare ai nostri ospiti le stesse opportunità degli altri anni. Roseto accoglie, quindi deve essere pronta anche in quest'estate ad accogliere al meglio delle sue possibilità e direi che insomma ci siamo. Adesso il calcio di Serie B, cominciamo con la sconfitta del Cosenza. L'Alberto Picco si candida a diventare lo stadio più amaro per il Cosenza, che dopo le 4 reti incassate la stagione scorsa ne ha prese 5 nella sfida giocata ieri. La pesante sconfitta subita alla Spezia complica la corsa salvezza dei Lupi, fermi a quota 7 punti come score delle gare post-lockdown. Sul prato misto e l'impianto ligure i rossoblù sono andati sotto quasi subito. Il gigante Galabinov ha sfruttato al meglio l'assist di Marchizza battendo di testa Perina. Reazione degli ospiti affidata a Carretta, che Mora ha steso al momento di entrare in area, ricevendo un giallo che non ha soddisfatto i rossoblù. Assolutamente irregolare il raddoppio siglato da Giasi. Il filtrante di Bartolomei serve Galabinov in netta posizione di fuorigioco, non rilevata dalla terna arbitrale. Se ne accorge lo stesso Giasi, che prima di esultare guarda il collaboratore. C'è anche la sfortuna che inguaia il Cosenza. Il calcio di punizione di Baez è quasi perfetto, quasi appunto perché sbatte sul palo. Lo Spezia spreca un'altra occasione con Mora che si presenta tutto solo davanti a Perina, bravo a sventare il pericolo. Poi Baez fa ammattire la difesa ligure e viene strattonato davanti alla porta. Marinelli pensa male e agisce peggio. Niente rigore, anzi ammonizione per l'uruguagio. Fin qui il primo tempo, con il Cosenza in difficoltà ma vivo, ben diversa dalla ripresa, festival degli errori che ha spianato la strada alla goleada spezzina, la doppietta di Mastinu e poi la rete di Inzolà, preceduta dal break di Bruccini, un gol che non è servito a rendere meno amara una sconfitta da dimenticare per una squadra chiamata al riscatto lunedì con il Perugia. Mi devo assumere delle responsabilità, perché se la squadra ha avuto questo sbandamento mentale è giusto che mi devo subito rimediare, come dicevo prima c'è questa partita tra 2 giorni, ci sono queste 5 partite, 5 finali che andranno giocate davvero alla morte. È normale, dispiace per gli errori arbitrali perché la partita si mette diversamente, però bisogna guardare avanti, si poteva mettere diversamente, episodi, errori ti possono dare una grossa mano in alcune circostanze, ripeto, bisogna pensare già a lunedì sera. A proposito di errori, un Cittadella sbadato lascia il campo al Crotone che ne approfitta, era uno scontro diretto, Cittadella che insidiava il secondo posto al Crotone che invece rende più solida la propria posizione. Vediamo. Consolida il secondo posto il Crotone che vince in trasferta con la concorrente Cittadella e vola a 58 punti in classifica. Grandissima prestazione dei pitagorici che aumentano il divario in classifica proprio con i veneti distanziati di 6 punti. Mister Stroppa ripropone l'11 vittorioso allo Scida con la già promossa Benevento schierando il consueto 4-3-1-2 al primo affondo. Gli ospiti passano in vantaggio con Messias che ruba palla e poi è bravo a superare Paleari in uscita con un preciso rasoterra. I pitagorici sono incontenibili e sfiorano il raddoppio con Molina, ma stavolta il portiere di casa compie un vero e proprio miracolo. Il raddoppio è solo rimandato di qualche minuto e al 38esimo arriva Consimi che supera con una grande giocata Fraer e batte ancora Paleari mettendo a segno la sua 17esima rete stagionale. In apertura di riprese i calabresi dilagano con Messias che sigla la sua doppietta personale grazie ad un sinistro chirurgico. Il Cittadella è alle corde e gli uomini di Stroppa continuano a collezionare occasioni su occasioni. Al 65esimo arriva la prima vera occasione dei padroni di casa, Cordaz respinge il sinistro di Branca ma nulla può sulla ribattuta ravvicinata di Panico. Ai veneti non riesce però la rimonta e nonostante i tentativi a vuoto la gara scivola via sull'1-3. Neanche il tempo di festeggiare l'importante successo che già lunedì sera si torna in campo e allo Scida arriverà il Pordenone. Sono molto soddisfatto della prestazione, è chiaro che mi rimane un po' di amaro in bocca anche se comunque la prestazione è stata eccellente sotto tutti gli aspetti per non aver fatto più gol, quelli soprattutto più nitidi davanti al portiere, poi per il resto venire qui a imporsi in questa maniera è veramente sinonimo di grande forza mentale, tecnica, sono contento per i ragazzi. In questo momento sicuramente la squadra sta dimostrando e sta meritando soprattutto la posizione che sta occupando.
Non è semplice perché fra 2 giorni giochiamo contro la terza in classifica per l'ennesima volta, è uno scontro diretto e quindi sinceramente non riesco a gioire fino in fondo. Chiaramente sono soddisfatto della prestazione, i segnali sono questi, bisogna continuare, però lunedì abbiamo un'altra finale da disputare. Oggi le ultime riprese del film Weekend, girato tra i monti della Sila Cosentina, il primo set dopo il lockdown in Calabria. Molte delle maestranze sono locali, sentiamo. Chiude oggi il set di Weekend dopo una settimana di riprese nei boschi della Sila, montagna che ha sorpreso il regista. La Sila, devo dire, mi ha affascinato quando i produttori del film, Roberto Cipullo e Giovanni Amico, mi hanno detto andiamo a vedere la Calabria in un film come il nostro che era ambientato principalmente in montagna. Io ho detto ma secondo me la Calabria non è l'ideale perché l'ho sempre immaginata come una regione di mare, sempre conosciuta così. Poi invece siamo venuti a fare i sopralluoghi e sono rimasto veramente stregato da questi posti, il lago Arvo, i boschi della Sila, devo dire sono luoghi ideali proprio per un racconto come il nostro, un racconto con una certa dose di mistero dentro e anche di ricerca di bellezza in qualche maniera che qui abbiamo trovato. Il film racconta di 4 amici intrappolati in una casa isolata dalla neve, hanno una sola possibilità di sopravvivere, un mistero del passato che riaffiora. In questa baita succedono molte cose e forse anche un aspetto bello per noi nel lavorarci è stato quello di una messa in scena spesso in teatri di posa, quindi un qualcosa di ricostruito dove tu devi usare molto, noi abbiamo dovuto usare molto l'immaginazione perché spesso i luoghi dove poi che voi vedrete sono realizzati ad hoc in dei teatri di posa e quindi c'è tutta questa componente di immaginazione importante. Il film è prodotto da Camaleo, Twister e Showlab con il sostegno della Calabria Film Commission che riprende le attività dopo il lockdown. Ritorniamo a girare dopo 6 mesi di fermo, 6 mesi in cui tutta la filiera si è bloccata, quindi sia l'esercizio cinematografico che i set. Purtroppo abbiamo dovuto superare questo momento difficile, però in questo momento cerchiamo di guardare al futuro. Il primo set è partito, altri set partiranno a breve e soprattutto quello che ci fa più piacere sottolineare è che la Calabria comunque è ritornata ed è diventata una delle regioni più appetibili, anche visto per come è stata contenuta la pandemia qui sul nostro territorio. Infatti la notizia favorevole è quella che abbiamo appena chiuso la finestra del bando 2020, la prima finestra del bando 2020, e abbiamo constatato che sono arrivate circa 90 richieste di contributo. Questo vuol dire, come dicevo prima, che la Film Commission, la Regione Calabria, il nostro territorio, le nostre maestranze, le nostre strutture ricettive sono state apprezzate in questi 2 o 3 anni di lavoro, di sacrificio che abbiamo fatto nell'attività produzione, e oggi siamo, lo possiamo dire senza ombra di dubbio, senza essere smentito, una delle regioni più ricercate dai produttori e dai registi. Le previsioni del tempo adesso, vediamo. L'ormai imminente weekend sulla nostra regione sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Nella giornata di domenica non si escludono però la possibilità di sviluppo di temporali di calore su Pollino e Sila. Le temperature subiranno un rialzo risultando leggermente al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo generalmente sereno, ma nel corso della giornata aumento della nuvolosità per lo sviluppo di nubi cumuliformi con possibili piogge o rovesci su Pollino e Sila nel primo pomeriggio. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, con venti che spireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e a regime di brezza sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.